Buona serata cari telespettatori, ben ritrovati con noi, con le nostre tematiche di approfondimento, quindi i nostri ospiti. E incominciamo parlando di un argomento molto delicato ma molto importante che necessita avere delle informazioni, ovvero l'importanza di essere donatori, di dare quindi un consenso consapevole e informato. Parliamo di donazione di organi e soprattutto di vite che possono essere salvate, numeri anche significativi e determinanti. Non bisogna parlare di questo argomento solo quando capita il caso che sensibilizza le coscienze di molte persone, ma è bene farlo anche in altri momenti, in modo tale che quando mai dovesse succedere il fattaccio una persona è consapevole, e allora i parenti, anche chi circonda, chi ha un ruolo significativo per la persona che è venuta a mancare. Allora, Valentino Rossin, presidente AIDO Veneto, grazie di essere qui con noi. Buonasera. E parliamo quindi dell'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, e quindi anche di risultati importanti che avete conseguito a livello nazionale ma anche a livello regionale, vero? Certo, diciamo che il Veneto è la prima regione nel 2025 con più donatori e più trapianti rapportati agli abitanti che ha a livello nazionale, quindi sono numeri importanti. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che su un milione, per quanto riguarda i donatori, su 1 milione di abitanti nel 2025 49,5 donatori hanno detto sì alla donazione, quindi vuol dire trasportati in trapianti oltre 143 trapianti per milione di abitanti, quindi un numero molto, molto importante ed è il più alto in Italia nel 2025. Ecco, donare un organo lo si può fare dopo il decesso, ovviamente, può essere a cuore fermo oppure anche con il cuore che è ancora attivo e funziona, ma non tutti possono essere donatori e non tutte le persone in attesa, ci sono numeri anche molto importanti, possono ricevere un organo quando questo è disponibile. Quindi non è tutto così immediato e scontato, vero? No, noi cerchiamo di diffondere la cultura della donazione, quindi essere disponibili a donare gli organi qualora noi non ci saremo più. Ovvio, le tecniche per quanto riguarda la donazione sono come hai detto tu prima, a cuore battente o a cuore fermo, a seconda della morte che venga diagnosticata in un sistema, quindi il sistema con l'arresto cardiaco, quindi dopo 20 minuti a cuore fermo si può procedere al prelievo di organi, oppure praticamente diagnosticare con la morte cerebrale appunto dopo 6 ore dopo che è stato decretato la morte cerebrale appunto. Ecco, in Veneto c'è stato un incremento del 16% nel primo periodo dell'anno, primo quadrimestre addirittura dell'anno, sì, rispetto all'anno precedente. Sì, i numeri che ho accennato prima sono relativi al 2025, ma come ben hai accennato tu, quest'anno sono ancora in netto miglioramento, quindi con un aumento del primo quadrimestre appunto del 16%, siamo passati da 198 trapianti a 230, quindi vuol dire ben 32 trapianti in Veneto in più rispetto all'anno scorso, che l'anno scorso è stato un anno record, quindi bene. Ecco, voi avete tante storie, avete raccolto tante storie di tante persone, di bambini che erano in attesa di un organo, di persone adulte che hanno avuto la vita salvata, quindi con figli, con famiglia, eccetera. E c'è stata anche la proiezione di un video molto interessante, sì, di un bambino. Ci racconta la storia? Sì, questo è un bambino che praticamente era affetto di una malattia cardiaca ed era in attesa di un trapianto di cuore, e dopo un'attesa diciamo di qualche mese in sostanza è arrivato il cuore che le ha salvato la vita, e questo bambino poi alla fine, questo ha sui 5-6 anni questo bambino, senza ovviamente i genitori hanno comunicato al bambino solo in maniera un po'
molto leggera quello che è avvenuto, non gli è stato detto che il cuore proveniva da un cuore di un altro bambino, però ecco, inconsapevolmente poi alla fine lui ha chiamato Angelo, il suo donatore, e quindi praticamente alla fine ha buttato delle briciole al cielo per il suo angelo che le ha donato il cuore, senza che nessuno andasse a spiegare al bambino quello che effettivamente è successo. Quindi il bambino non era consapevole di questo? Ovvio che un bambino di 5 anni quando viene operato non si racconta, ovviamente non si racconta tutta la realtà, perché comunque è traumatizzante. Ecco, però a piccole dosi, però lui aveva capito in ogni caso che chi le ha dato questo regalo era un angelo. Infatti, esatto, chi fa questi doni? Quando abbiamo toccato l'aspetto del bambino a un bambino, sono i genitori che danno il consenso? Sì, nel caso di minori ovviamente sono i genitori che danno il consenso, insomma sì, certamente. Poi però c'è una normativa di privacy che fa sì che il genitore non saprà mai l'organo del proprio bambino o del proprio o nel caso genitori oppure il proprio caro. Sì, la legge italiana tutela praticamente chiunque, cioè nel senso ogni ricevente non può sapere il nome del suo donatore e i familiari del donatore non possono conoscere il nome del ricevente degli organi del proprio caro. Quindi c'è una tutela praticamente della certo, privacy. Certo. E, voi avete interpellato anche molte persone che hanno ricevuto organi o che li hanno donati? Beh, sì, allora diciamo che ovviamente noi come associazione siamo in contatto con centinaia di testimonial che hanno ricevuto degli organi e che portano la loro esperienza, perché si sentono tra virgolette in debito con la società, perché effettivamente di fatto sono stati salvati proprio da qualcuno che loro non conoscono e che ha detto sì per salvare appunto qualcun altro che non conoscono. Ma quello che più diciamo mi emoziona è parlare con i familiari di donatori, perché comunque basta pensare che in quel determinato momento, nel momento più tragico della tua vita, ti viene posta quella domanda e tu riesci a pensare agli altri, nonostante ci sia in quel momento, in quella circostanza che è la peggiore che ti possa capitare nella tua vita, quella di perdere un proprio caro. Credo che queste persone siano da ammirare proprio in maniera molto, molto speciale, ed è per questo che diciamo sempre che bisogna dire sì finché siamo in vita, cioè bisogna assumersi questa responsabilità, perché se dovesse capitare, se noi non facciamo questa scelta finché siamo in vita, questa scelta ricade ai nostri cari e che la devono prendere proprio in quel momento peggiore. Quindi diciamo sì subito, diciamo sì iscrivendosi all'AIDO, diciamo sì quando andiamo a rinnovare la carta d'identità nei nostri comuni. Infatti questa è la cosa importante, perché adesso c'è la data di agosto praticamente in cui la carta d'identità cartacea, che tantissime persone hanno, non è più valida, per cui gioco forza ci sarà questo cambio della carta d'identità, verrà fatta la carta d'identità digitale, in plastica eccetera. In questo momento tantissime persone si troveranno a dover fare una scelta, cioè che cosa? Forse non tutti ne sono a conoscenza. Allora, entro il 3 di agosto scade per tutti la carta d'identità cartacea che abbiamo, che magari finora non è ancora stata rinnovata, e quindi tutte le persone che hanno la carta d'identità cartacea devono recarsi al proprio comune e rinnovarla con la carta d'identità elettronica. Quando si va in comune per rinnovare questa carta, la legge prevede che gli viene posta la domanda se sono disponibili a donare gli organi qualora succedesse qualcosa. E lì uno può rispondere sì, no, oppure può anche non rispondere e rimandare la decisione più avanti. Quindi io vi prego di informarvi,
presso il nostro sito di AIDO, ma presso anche i siti delle istituzioni, del CRT, del Centro Nazionale Trapianti, in qualunque posto, in modo da poter andare in comune e poter scegliere consapevolmente, che sia sì o che sia no, ma che sia una decisione consapevole e informata. Come fa a essere una decisione consapevole? Perché bisogna essere a conoscenza di che cosa in modo particolare, quindi voi stimolate tante volte la generosità, la sensibilità delle persone, però con quale tipo di conoscenze? Ovvio, con la conoscenza principale e la garanzia assoluta che in Italia ci sia una legislazione così garantista che non può succedere in maniera più assoluta che un organo venga prelevato finché uno è ancora in vita. Questo in Italia è, da questo punto di vista, credo che sia la nazione con una legge garantista in maniera assoluta. Quindi questa è una certezza, perché tante volte proprio il problema per molte persone è questo, cioè, se ancora magari il cuore batte c'è una possibilità che si possa riprendere, no? Invece sì. Cosa prevede la normativa? La normativa prevede che qualora ci sia la morte cerebrale, quindi praticamente l'elettroencefalogramma piatto e quindi decretata la morte cerebrale, si deve aspettare 6 ore per poi andare a rifare tutti gli accertamenti e confermare ancora la morte cerebrale. Dopodiché si può procedere, praticamente in questo arco di tempo il cuore può battere perché viene comunque viene tenuto in attività con le macchine, dopodiché si decide se staccare le macchine e quindi portare la salma in obitorio oppure tenerle ancora un po' attive le macchine in modo da procedere con il prelievo degli organi. Quindi una volta che viene accertata la morte, dopodiché appunto si procede con il prelievo degli organi, oppure se i familiari dicono di no o comunque la persona che è deceduta in vita ha detto di no, si procede a portare la salma in obitorio e quindi certo. In ogni caso la morte c'è lo stesso. Insomma. Quando una persona non ha fatto la scelta di donare oppure non ha fatto una scelta, ha posticipato o è minore, chi è che fa la scelta? La scelta la deve fare praticamente i congiunti, quindi o il marito o la moglie o il padre o la madre o i figli. Ecco, questo la legge prevede questo. Ma la scelta va fatta non in base a quello che vuole praticamente il genitore o il marito o la moglie, ma la scelta dovrebbe essere fatta riportando magari la volontà del proprio caro, cioè nel senso se durante la vita esatto, avesse manifestato una qualche volontà in favore o a sfavore della donazione, ecco, il caro che deve decidere dovrebbe riportare questa volontà, insomma, ecco. Che propensione c'è normalmente nelle persone? Guarda, è molto positiva. La disponibilità delle persone che sono decedute e che sono disponibili, cioè che possono essere disponibili al trapianto, cioè al prelievo degli organi in Veneto supera l'80%, quindi molto di più che non quando dobbiamo fare la nostra scelta magari in comune con la carta d'identità. Caspita. Quindi è questo che dobbiamo informarci, perché bene o male, allora, con la rinnovo carta d'identità in Veneto abbiamo circa il 70% di sì, il 30% di no. Però quando avviene il fatto è che c'è una presa di posizione forte di dover scegliere, perché comunque possiamo salvare una vita ed è proprio concreta questa possibilità,
ecco che aumentano la possibilità di sì fino all'80% superandolo, ok, e diminuiscono le opposizioni. Chiaro. Ecco, torniamo su questo discorso del consenso informato, come può essere dato. Dice, se io non ho fatto una scelta, per esempio sulla carta d'identità, tutto diventa molto complicato, posso fare una scelta successiva, sì, no, e tutte altre importanti informazioni anche relative all'associazione dopo la pubblicità.